Hanno condiviso la piattaforma rivendicativa alla base dello sciopero generale del 12 dicembre scorso dal titolo "Così non va", una manifestazione che in provincia di Agrigento CGIL e UIL hanno nutrito anche di questioni locali in riferimento alle numerose vertenze aperte. E non è un caso che l'analisi sull'andamento dell'anno appena trascorso di Massimo Raso e Aldo Broccio, segretari provinciali dei due sindacati, coincida appieno. Per i due sindacalisti il 2014 è stato un altro anno assolutamente negativo per i lavoratori e per i cittadini tutti. La crisi arrivata nel 2008, precisa Broccio, non è ancora terminata e con essa non si sono concluse le chiusure di tantissime aziende piccole e medie in tutti i settori che nel territorio agrigentino hanno sostenuto l'economia da sempre, e giù con una serie di valutazioni su diversi settori, dal pubblico impiego, oggetto di bombardamento da parte di chi governa, alla situazione dell'impianto Italcementi di Porto Empedocle del gruppo Moncada. Le speranze di riscatto del territorio, prosegue, potrebbero passare attraverso la coltivazione e commercializzazione della cainite e dalla miniera di Realmonte, se non fosse che se ne parla da troppi anni e anche questo governo della regione siciliana non ha sciolto i nodi riguardanti il disimpegno pubblico e la vendita del 51% delle azioni della società Etalchi, attualmente in mano pubblica, a privati, quindi potenzialità vere ma non sfruttate. Sulla stessa lunghezza d'onda ovviamente l'analisi di Massimo Raso della CGIL, che parla di 2014 tutto da dimenticare. Il livello dell'occupazione sottolinea sceso ai livelli del 1977. È in aumento il numero delle famiglie in condizioni di povertà relativa e assoluta e nessuno dei problemi che atavicamente vive questa provincia è stato affrontato e risolto. Raso poi traccia anche un bilancio dell'attività del suo sindacato, che ha visto il 18 gennaio 2014 la presenza del leader nazionale Susanna Camusso da Agrigento per partecipare ad un'iniziativa per far uscire la provincia dalla marginalità nella quale è collocata. Appello, conclude, come precedenti caduto nel vuoto, meglio non ha trovato quella necessaria coralità di consensi che gli consentisse di produrre gli effetti sperati.